rede. Olá! Terzo giorno per il Crese Camp Decathlon, una delle principali novità di questa 13ª edizione di Crese Cup. Siamo a Borgo San Sergio e al terzo giorno di questo Crese Camp Decathlon un ospite che definire illustre è davvero riduttivo. Grande spettacolo per i bambini e lo ringraziamo di essere intervenuto qui ai nostri microfoni. Denis Godeas, ciao Denis. Ciao, a me invece fa veramente piacere perché mi piace giocare con i bambini al di là del calcio, quindi lo faccio veramente volentieri. Poi tu c'hai anche i tuoi, per cui sei già abbastanza allenato e preparato, insomma. Anzi, sono bravi, quindi ho avuto il piacere adesso di giocarci un po', ma è divertente. È divertente ed è una grande emozione per loro. Sei stato appena sottoposto a una mattanza di autografi, possiamo definirla così? Sì, però ti dico che è veramente divertente. A me piace stare con i bambini e poi loro veramente hanno il gusto vero di giocare a calcio ed è proprio un piacere stare con loro. Quale migliore esempio di un giocatore che per tanti anni ha calcato palcoscenici importantissimi? Per loro potresti diventare una sorta di guru, se vogliamo. Sì, però in questo momento per loro è importante proprio il vero divertimento e queste manifestazioni, questo tipo di attività sono proprio l'ideale per loro per crescere. Penso che gli faccia proprio bene giocare, stare insieme e io insomma, lo faccio veramente volentieri. Altro in una mattinata in cui è intervenuto anche in precedenza in velocità Massimo Ligi, giocatore che milita in Serie B nel Crotone, insomma, per cui mattinata per questi bimbi davvero niente male. Se avessi avuto tu la possibilità alla loro età di vivere esperienze come queste? Magari, no, io quando ero piccolo non esistevano nemmeno questa sorta di camp, di ritrovi. Io insomma, ho fatto delle giovanili diverse, è tutto molto diverso, adesso è molto più fatto a modo di divertimento e penso che insomma, nei giovani sia veramente bello. Passando un attimino al di fuori di quello che è il Camp Decathlon, ci dicono che quest'anno o al Cup o al League potrebbe esserci anche la firma di Denis Godeas su questo campo di calcio a 7 o è un po' presto ancora per dirlo? No, insomma, ho parlato con, a parte Nicola Principali, ma con Marco Sessi che mi aveva chiesto, siccome a me piace comunque giocare a prescindere, mi piacerebbe riuscire a fare almeno una partita, giusto per provare, perché mi hanno detto tutti che è bellissimo, che è una gran manifestazione, quindi sarebbe carino se riesco insomma, a riuscire a fare almeno una presenza. Sai che se vi qualificate per le fasi finali ci sarà la telecronaca, dopo averti scassato per tutto l'anno ti ritroverai di nuovo la mia telecronaca, questo potrebbe essere un incentivo a non partecipare forse. Adesso no, scherzo, figurati, no, è che mi sa che hanno perso la prima partita, quindi sarà difficile, però è chiaro che lo farei volentieri a prescindere. Quindi chiedono a te l'ancora di salvezza per trascinarli alle fasi di eliminazione diretta? Diciamo che dovrei dare una mano, però insomma, noi penso che conoscendo i ragazzi che ci sono, fanno veramente per il puro divertimento di giocare a calcio. Poi il risultato, se viene meglio, come sempre, però non è proprio il fine massimo. E con questa filosofia, direi, quale migliore filosofia per passarla anche alle creature che hai incontrato fino a pochi minuti fa? Ma loro ce l'hanno, penso, di spirito. Il divertimento, il sano divertimento, il giocare la competizione è importantissimo. È chiaro che è importante anche vincere, però a quest'età qua soprattutto è importante divertirsi e giocare. Per cui grazie Denis, ti aspettiamo sul campo di calcio a 7 e intanto grazie mille per aver emozionato i nostri piccoli protagonisti. Grazie a voi. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!